Beh, il weekend del 2 giugno, boom di presenze, tutto esaurito, coda in uscita, in entrata. Quasi esaurito ovunque, complici le belle giornate di sole, le previsioni incoraggianti e le ottime temperature, il primo ponte dell'anno, quello del 2 giugno, ha fatto registrare performance incoraggianti in tutto il Veneto ed in particolare nella località balneare più frequentata del nord-est dopo Venezia. Quindi è stato un ponte veramente molto bello, che forse da anni non ci ricordavamo un ponte così. La concomitanza 2 giugno più la Pentecoste ha costruito questo percorso, diciamo, di sold out di tutti quanti gli alberghi. Eravamo al 93%, 93,5% per la precisione, con una previsione che era partita dall'86-87%, quindi credo che si possa essere più che soddisfatti. Segnale più che positivo per albergatori ed esercenti che sperano di replicare nelle prossime 2 settimane, tenendo conto delle occasioni di vacanze, specie dalla Germania. Iniziano con il Corpus Domini, i loro 14-15 giorni di vacanza, quindi l'estate per loro inizia dal Corpus Domini, e quindi credo che valga la pena di incentivare anche la nostra offerta e stare molto attenti alla qualità dell'offerta che faremo. Corpus Domini soprattutto stranieri, tantissimi, le richieste sono veramente tante e quindi penso che saranno anche lì 3-4 giorni molto importanti. Subito dopo queste sono terminate le scuole e quindi comincerà il grosso flusso di turisti italiani. E la crescita delle visite è in aumento visto che il turismo in alcuni paesi del Mediterraneo è in crisi per il rischio terrorismo. Dall'anno scorso abbiamo notato questa inversione di tendenza, sostanzialmente la gente vuole stare più sicura, vuole stare più vicino a casa, e da qui possiamo dire che appunto anche gli italiani in questo momento stanno in qualche maniera premiando la nostra località. It's beautiful, Jasolo. Yes, very beautiful.